Benedetto XVI ha sollevato dalla guida della diocesi di Trapani il vescovo Monsignor Francesco Miccichè e ha nominato come amministratore apostolico Monsignor Alessandro Plotti, ex vescovo di Pisa. La diocesi di Trapani era stata al centro di una visita apostolica dal giugno 2011 compiuta dal vescovo di Mazara del Vallo Monsignor Domenico Mogavero in seguito a una richiesta della procura di Trapani su ammanchi relativi a 2 fondazioni gestite dalla Curia e a dissidi tra Miccichè e alcuni prelati. L'inchiesta della procura, che aveva prima innescato il 7 giugno 2011 l'invio del visitatore apostolico e in queste ore la rimozione del vescovo, riguarda un presunto ammanco di denaro di oltre 1 milione di euro nella fase di incorporazione da parte della fondazione Auxilium di un'altra fondazione gestita dalla Curia, la Campanile. L'indagine è stata condotta dalla sezione di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza e la procura trapanese. La replica del vescovo di Trapani è contenuta in una lettera al popolo di Dio che segue la nomina di Monsignor Plotti. Come fulmine a ciel sereno, in un momento in cui finalmente la verità era venuta a galla con la conferma del mio retto agire in Vaticano, mi viene comunicato che la Santa Sede ha proceduto alla mia rimozione dalla curia pastorale della diocesi di Trapani. Nella lettera inviatami dal nunzio apostolico in Italia però non si fa menzione delle motivazioni che stanno alla base del provvedimento adottato. È un provvedimento estremo che non condivido, non comprendo, ma al quale per mia fedeltà a Papa e alla Chiesa mi rimetto e che vi chiedo di comprendere in spirito di obbedienza. Non hanno avuto esito fruttuoso le mie reiterate richieste di conoscere la relazione fatta dal visitatore apostolico, mio fratello vescovo Mogavero. Pertanto, per quanto possa apparire incredibile, non mi è dato sapere i motivi che avrebbero reso necessario un atto così platealmente punitivo, motivi che secondo la legge canonica devono essere gravissimi ma che certamente sono falsi. Gli investigatori della sezione di PG della Finanza avevano spulciato tra i conti di alcune fondazioni appartenenti alla diocesi di Trapani che nella fase della fusione avevano visto volatilizzarsi 1 milione di euro, un ammanco che puntava contro il vescovo Francesco Miccichè già per la sola circostanza che a fare da amministratore alla fondazione era un suo cognato. Le accuse contro il vescovo a proposito di quell'ammanco sarebbero state fatte finire sulla stampa, poi nelle carte dei magistrati da un suo ex braccio destro, Ninni Treppiedi, un monsignor poi sospeso a Divinis. Nel decreto di sospensione di Treppiedi, ex direttore degli uffici amministrativi della Curia di Trapani e per un certo periodo a capo della chiesa di Alcamo, si faceva riferimento a un'ingente somma di denaro appartenuta alla chiesa di Calatafimi Segesta che non sarebbe stata rendicontata.